Radicali e parlamentari del Movimento 5 Stelle in visita al carcere di Verona. Una situazione al collasso, il sovraffollamento resta una delle piaghe del nostro sistema carcerario. Quando un carcere come questo ha una capienza di circa 450 detenuti, noi ne abbiamo quasi 1000, tutto si moltiplica, tutto diventa più difficile, tutta la gestione diventa più difficile e chi soffre più di tutti? Il detenuto che ha problemi sanitari, problemi di spazi. Dopo la visita ispettiva nel carcere di Verona, Maria Grazia Lucchiari conferma l'impegno e la battaglia dei radicali per l'amnistia e la riforma della giustizia penale e civile. Con lei ci sono i parlamentari del Movimento 5 Stelle per denunciare la grave situazione determinata dal sovraffollamento, dalla carenza di servizi igienici adeguati e di personale specializzato. Anche la struttura detentiva di Montorio, insomma, è un sistema ormai al collasso. Proprio le docce sono inagibili, sfido chiunque a farsi una doccia lì dentro. Le celle sono previste per 2 persone massimo e come media sono sempre almeno in 4. Il problema è che non abbiano un'attività, qualcosa da fare fuori, che non ci sia per tutti la possibilità, fuori all'interno del carcere ma fuori dalla cella, possibilità che non ci sia questa possibilità per ognuno di uscire, cioè rende anche la convivenza veramente difficile al limite della sopportazione.